Buonasera, benvenuti con l'informazione serale di Telefriuli. Nuovo balzo in avanti dei contagi in Friuli Venezia Giulia nel giorno in cui l'Istituto Superiore alla Sanità valuta nuovi parametri restrittivi per indicare le regioni a zone rosse. La pressione ospedaliera resta molto elevata, domani si prevede anche un rafforzamento dei reparti ospedalieri Covid da parte della Regione. Nella giornata di oggi nel frattempo vaccinate oltre 2000 persone e facciamo il punto del servizio della situazione in questo primo servizio. Altri 892 nuovi contagi a cui si aggiungono 123 casi già risultati positivi al tampone antigenico nei giorni scorsi. La percentuale dei positivi sui tamponi effettuati viaggia in Friuli Venezia Giulia sopra il 12% e i ricoveri nei reparti sfiorano quota 700. I dati forniti oggi dall'assessorato regionale alla salute non rassicurano il Friuli Venezia Giulia, in zona gialla fino almeno a venerdì, ma con la zona arancione che incombe sempre più. Per svariati motivi. Il primo, l'RT vicinissimo all'1 nella settimana di Capodanno. Il secondo, l'occupazione dei posti letto Covid sopra il 50%. Il terzo, l'introduzione della nuova stretta dell'Istituto Superiore alla Sanità al vaglio del governo che prevede la zona rossa automatica per le regioni che superano i 250 casi ogni 100.000 abitanti. E anche qui il Friuli Venezia Giulia ha un trend negativo piazzandosi al quarto posto dopo Veneto, Emilia e Trentino con 200 casi ogni 100.000 abitanti. Il tutto mentre il governo sta per varare il nuovo DPCM con le misure antipandemiche che non lasciano speranze a riaperture per palestre, piscine, cinema e teatri. Settori questi maggiormente colpiti dall'emergenza al pari di bar e ristoranti. Solo in Friuli Venezia Giulia, come rende noto l'onorevole Serracchiani, sono stati erogati finora 195 milioni di euro di ristori. Balzo in avanti infine dei vaccinati in regione, 2.000 in un solo giorno. Sono 11.527 i vaccini inoculati fino a oggi pomeriggio. 9.358 di questi sono gli operatori sanitari, 531 sono gli ospiti delle case di riposo. Il presidente Fedriga ha come obiettivo i 1.000 anziani vaccinati entro domani. Preferisce non commentare a caldo a proposito delle nuove restrizioni da parte dell'Istituto Superiore della Sanità l'assessore e vicepresidente della Regione Riccardi e dice che è una misura discutibile che sta per essere valutata anche dagli assessorati regionali di tutta Italia. Non vorrei comunque che questa misura disincentivasse l'uso dei tamponi. Chi invece protesta sono i genitori dei ragazzi delle superiori. Oggi manifestazione a Trieste. Andrea Pierini. La didattica a distanza non funziona forse con i super bravissimi, ma con tutti gli altri non funziona. I ragazzi poi che erano già in crisi, non so se rientreranno a scuola, non so se ce la faranno e quindi c'è urgenza di aprirle le scuole subito, prima possibile, prima che ne perdiamo altri per strada, che ne abbiamo persi anche troppi. Dopo la manifestazione di ieri, anche oggi Piazza Unità è stato il palcoscenico della protesta dei genitori che chiedono al presidente della regione, Massimiliano Fedriga, una ripresa delle lezioni in presenza anche per gli studenti delle scuole superiori. E vedo mio figlio si sta man mano sempre più stancando di fare la didattica a distanza, no? Non ha più contatti con i suoi compagni, è in prima, quindi a malapena conosce i suoi compagni, a malapena conosce i professori e comincia a essere veramente tosta, insomma. La scuola è un diritto di tutti, ma la battaglia della scuola è una battaglia di tutti noi. Mio figlio è alle scuole medie, quindi sta andando in presenza, ma io sono qua perché credo che tutti i ragazzi abbiano diritto a relazione, didattica in presenza e conoscenza da scambiarsi tra di loro. Ma soprattutto la cosa drammatica è che adesso sono loro i primi a dire di non voler tornare a scuola, ma perché? Perché preferiscono stare a dormire. Se promuoviamo una società in cui il nostro futuro è rispondere voglio stare a dormire anziché vivere, secondo me stiamo promuovendo una società che è destinata a morire. E c'è un'altra grana che riguarda la scuola, più precisamente il servizio dei trasporti per gli studenti. Il segretario della FILT CGIL, Valentino Lorelli, denuncia la situazione del trasporto scolastico in regione caratterizzato da criticità diffuse nei comuni che hanno affidato il servizio alla Tundo Vincenzo SPA. Problemi anche in merito alla retribuzione dei lavoratori dell'azienda, spiega Lorelli, dopo le pesanti problematiche continuiamo a registrare pesanti inadempienze nei rispetti dei capitolati d'appalto, in primis nei confronti dei lavoratori per i quali ci sono ritardi nei pagamenti degli stipendi di dicembre e delle tredicesime.
E ora ci trasferiamo a Udine, il primo weekend di zona arancione, non ha impedito agli udinesi di uscire di casa per una passeggiata, tanta gente in centro anche per effettuare qualche compera, poca a dir la verità, per i saldi, vediamo com'è andata. Weekend arancione, la gente viene lo stesso a comprare? Allora, diciamo che tra ieri e oggi c'è una bella differenza, perché ieri c'era veramente un passeggiare veloce, c'era tanta gente. Oggi la situazione è molto diversa. Sì, c'è gente che passeggia, però è completamente diverso. Infatti siamo un po' preoccupati perché passare giallo, arancione, arancione, giallo, oltretutto la gente non capisce nulla. Io ieri avevo delle clienti che mi chiedevano: ma domani cosa siamo? Rossi, arancioni? Diciamo che era meglio da gialli che da arancioni, però insomma riusciamo abbastanza a difenderci, grazie a Dio, siamo brave. La gente compra oppure passeggia e basta? Ma secondo me compra, comunque ha comprato. Comprano. Sì, devo dire che nonostante tutto abbiamo avuto un buon riscontro, ecco, i nostri clienti già fidelizzati, quelli nuovi. Non possiamo lamentarci per quella che è la situazione generale, secondo me. Saldi un po' a singhiozzo, diciamo, in questo periodo. Ovviamente. Aspettate, la prossima settimana siamo gialli. Che siamo gialli sperando di recuperare qualcosina, sì. Come sta andando? Per adesso la partenza è calma, speriamo bene prossimamente. Perché la prossima settimana sarete gialli, quindi può darsi qualche cliente in più. Ma la gente gira, abbiamo visto che ci sono persone in giro. Sì, però... c'è in giro, ma non sufficienti. Essendo chiusi i comuni di altre zone, meno, no, persone. Hanno cominciato ad abbassare i prezzi per via dei saldi, non conviene tanto stare a far qui la coda, per cui se tra 5 minuti non si libera qualche posto ce ne andiamo. Lei ha notato tanta gente oggi in giro, lo stesso? Sì, forse troppa, incoscientemente troppa. La cronaca con il bilancio dell'attività operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Udine. I reati calano, ma in primo piano c'è il controllo per le osservanze anti-Covid, numerosi anche i rintracci degli immigrati, ci dice tutto Monica Tosolini. Quello che si è da poco concluso è stato un anno caratterizzato dall'emergenza Covid anche per le forze dell'ordine e in particolare per l'Arma dei Carabinieri. Sono state 7.370 le pattuglie schierate per il controllo sull'osservazione delle norme anticontagio, integrate nel dispositivo provinciale con le altre forze di polizia. Altro fronte che ha tenuto impegnati i militari, anche l'immigrazione clandestina, con l'aumento dei flussi migratori dalla vicina Slovenia. Complessivamente l'Arma ha rintracciato 741 irregolari, cooperando le altre forze dell'ordine alla vigilanza delle strutture destinate all'accoglienza dei migranti sottoposti a quarantena sanitaria. Il Covid e la conseguente limitazione agli spostamenti ha avuto invece l'effetto di far diminuire sensibilmente il numero dei reati consumati. Se nel 2019 i reati denunciati all'Arma erano stati 14.306, nel 2020 il numero si è attestato a 10.787. I furti denunciati sono stati lo scorso anno 4.020, a fronte dei 6.567 nel 2019, con una flessione di oltre il 38%. In linea con il 2019, invece, le truffe e i reati informatici, 2.161 casi. 333 le persone arrestate, 42 dei quali per droga. In particolare in Borgo Stazione la Compagnia dei Carabinieri di Udine ha sgominato una banda trovata in possesso di 50 dosi di cocaina e 8.000 euro in contanti. A seguito delle indagini si è appurato che la coppia di malviventi era riuscita a piazzare sul mercato ben 234 dosi di stupefacente. E ora andiamo alla Pignarul Grande di Coia di Tarcento, evento preceduto da una fiaccolata da un minuto di silenzio in ricordo delle vittime del Covid, e vediamo qual è il responso del vecchio venerando. Ha bruciato bene, non ci sono segnali diciamo brutti, nessuno. Il fumo è sempre andato a sud, quindi anche quest'anno andremo poco all'estero. Andremo poco all'estero. Andremo poco all'estero e speriamo di riprendersi, perché questo è un anno di ripresa. Noi avremo i primi mesi praticamente ancora duri. Vedo una piccola apertura per Pasqua e poi dovrebbe continuare a migliorare, insomma, no? Un lento miglioramento dopo qualche settimana, ancora da tenere duro o da stringere i denti? Sicuramente per febbraio-marzo. Marzo avremo qualcosa di un pochino pesante, forse un po' peggio dell'anno scorso, ma poi insomma l'importante è sempre quello, il discorso è quello, siamo noi che dobbiamo
aiutarci e che dobbiamo cercare di mantenere le distanze soprattutto e non andare troppo in giro, perché il fatto di stare nel vicinato, insomma vicino casa, aiuta, anche se purtroppo star chiusi in casa non è bello perché diventa una prigione a lungo tempo, ma purtroppo bisogna soffrire per poter stare meglio, questo è. Chiudiamo con lo sport, l'Udinese, una partita decisiva forse per il futuro di mister Gotti contro il Napoli, sentiamolo. È ovvio che dobbiamo, come di consueto, avere consapevolezza di quelle che sono le nostre qualità e anche i nostri limiti. Dobbiamo conoscere pregi e difetti dell'avversario e mettere tutto quello che abbiamo. Oggi è molto importante capire chi ha ancora più energie rispetto alle partite che sono state fatte. Mentre tornavamo da Bologna in pullman abbiamo visto insieme la partita del Napoli, una partita anomala di quelle estreme oserei dire, perché il numero di occasioni e il tipo di occasioni che ha avuto il Napoli per vincere la partita e con la beffa del perderla in quel modo lì raramente si vedono in Serie A, c'è una tale disparità di possibilità che poi vede penalizzata la squadra che ne aveva avute molte di più, raramente si vede, quindi di sicuro rispetto a quello che le dicevo prima, rispetto alle qualità del nostro avversario che li ha messi in mostra anche nella partita con lo Spezia, cercheremo di andare a toccare tutti i nervi scoperti e di prendersi tutti i vantaggi che possiamo. E vi lascio con la partita del basket, quella di Cividale, Gesteco Eagles Cividale. Per quanto riguarda il notiziario noi torneremo domani, vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione, arrivederci.